Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Anche le condutture mal ridotte dietro l'emergenza idrica, la dispersione dell'acqua arriva fino al 60%. Vi mostriamo le condizioni delle tubature dell'Acoset che serve il catanese. Agrigento pronta a tornare in piazza per una nuova marcia per l'acqua, tante le associazioni che invocano l'ammodernamento della rete idrica. Catania, la pulizia della cenere completa entro la prossima settimana. Domani sarà inaugurata la terza isola ecologica in città. L'assessore Pesce annuncia a Telecolor l'apertura di altri 3 strutture pubbliche per il conferimento. Palermo annaspa, tra i rifiuti e i cittadini scendono in strada armati di scope e palette. Oggi la simbolica manifestazione in segno di protesta nei confronti dell'amministrazione comunale. Giuseppe Pignatone è indagato a Caltanissetta per un presunto insabbiamento dell'indagine su mafia appalti. L'ex procuratore aggiunto di Palermo si dichiara innocente. Catanesi, d'oro nella spada, impresa della squadra femminile, salita sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Parigi. Grandi protagoniste le 2 etnee Rossella Fiammingo e Alberta Santuccio. Calcio, l'esperienza di Blin al servizio del Palermo, cessioni sul taccuino del direttore sportivo del Catania. A Messina si va verso una proroga dei termini per la cessione del club. Bentrovati. Dietro l'emergenza siccità c'è anche il tema delle perdite. Con l'acqua distribuita da una rete colabrodo che risale, pensate, agli anni 60, in Sicilia si calcola una dispersione di oltre il 60% e oggi abbiamo documentato le condizioni delle tubature con una squadra di manutentori dell'Acoset. Lorena Dolci. L'acqua è poca, ma quella che c'è si disperde in 1000 rivoli. In Sicilia si calcola una dispersione del 62%, terza regione in Italia. A gestire questa rete colabrodo in provincia di Catania, oltre a Sidra, sono soggetti diversi. Uno di questi è l'Acoset, che fornisce l'acqua a 20 comuni etnei. Una rete lunga 1800 km, per intenderci più di Catania-Milano, e con più di 50 anni d'età. L'Acoset è costretta a costanti interventi di manutenzione. Oggi la squadra è in via Umberto a San Pietro Clarenza. La squadra dell'Acoset adesso ha portato alla luce questo pezzo di capillare, si chiama così la parte terminale dell'acquedotto. A che epoca risalgono questi tubi? Siamo intorno al 1960 circa, ce lo diceva un signore che abita qui da tanti anni, ci diceva che lui l'acqua l'ha avuto dal 60 in poi. Guardate in che condizioni spesso si trovano i tubi, sono completamente arrugginiti, guardate, ci sono i buchi, immaginate che perdita c'è, e questo è invece il diametro di un tubo all'interno completamente arrugginito. Le tubazioni sono ormai al tracollo, non ce la fanno più perché ripariamo in un posto e si buca in un altro. Questo parla più di 1000 parole, nel senso che è un ramo secco e quindi i nostri capillari sono rami secchi, e questo ce la dice lunga sul fatto che bisogna investire subito interventi di risistemazione strutturale per passare dai rami secchi alle condutture. Evitare le perdite o perlomeno ridurle sono state le prime parole di Fabio Ciciliano, neocapo della Protezione Civile, alle prese con l'emergenza siccità. L'Acoset si è aggiudicata 19 milioni del PNRR per interventi sulla rete idrica, costi che in parte ricadranno sui cittadini. Consideriamo che la tariffa di Catania allo stato attuale è una delle tariffe più basse d'Italia. È una tariffa che non consente più neanche di coprire i costi, per esempio i costi dell'energia. Ad Agrigento la crisi idrica è sempre più grave, la città si prepara a tornare in piazza per manifestare. Tante le adesioni di comitati civici e associazioni del territorio alla nuova marcia per l'acqua. Davide Sardo. Venerdì 2 agosto alle 18 il raduno è a Piazza Cavour per andare verso la prefettura e lì consegnare al prefetto un semplice foglio dove ci sono 6 punti nei quali chiediamo che si intervenga con celerità perché arrivi l'acqua a tutti, con equanimità e senza turni troppo lunghi. Agrigento è prossima ad una nuova e imponente marcia per l'acqua. Dopo la prima manifestazione dello scorso 1 giugno con la presenza in strada
strada di 1 migliaio di persone. Alla protesta bis dovrebbero partecipare, secondo le stime degli organizzatori, circa 3.000 cittadini. Le adesioni aumentano di giorno in giorno e sono in arrivo anche cittadini dai comuni della provincia per manifestare contro la grave e perdurante crisi idrica ormai insostenibile. I turni sono arrivati a 20-25 giorni, ma la cosa più grave è che l'acqua poca che arriva non arriva nelle case perché AICA non va alle riparazioni da 4 mesi, quindi la situazione è drammatica. Siamo veramente disperati, non sappiamo come fare, quindi chiediamo veramente un aiuto a tutti e di fare al più presto possibile perché non abbiamo più tempo, non abbiamo più veramente tempo. E nel frattempo la crisi non si è per nulla attenuata, anzi è peggiorata. Tra guasti e rotture l'acqua scarseggia e manca in case, uffici e all'ospedale San Giovanni di Dio a causa di un guasto alla condotta del Voltano che ha chiuso il rubinetto anche a quartieri popolosi come Fontanelle. Restiamo in tema sulla crisi idrica, sono svariate le richieste che le associazioni fanno al governo regionale per fronteggiare l'emergenza. Una su tutte, l'ammodernamento della rete, il servizio. Dall'ammodernamento della rete idrica alla gestione pubblica dell'acqua, improntandola a diversi e migliori criteri di efficienza, trasparenza, legalità e equità. Sono alcune delle richieste che le associazioni come Legambiente rivolgono al governo regionale sul tema della siccità. Sempre sulla crisi idrica, Legambiente sottolinea: chiediamo l'assoluta trasparenza ed efficienza al servizio sostitutivo mediante autobotti, eliminando ogni ipotesi di favoritismo e garantendo priorità alle utenze deboli. Richieste che hanno fatto anche gli agricoltori della Coldiretti in presidio fino ieri a Piazza Indipendenza a Palermo. Le risposte del governo regionale in questo caso sono state esaustive e infatti gli agricoltori hanno poi smobilitato. Abbiamo ottenuto il decreto che permetterà agli agricoltori di affiancare i commissari dei consorzi di bonifica, recita una nota appunto della Coldiretti, un supporto indispensabile soprattutto in questo momento di estrema emergenza in attesa della legge di riforma. La Coldiretti poi prosegue: si tratta di una novità assoluta perché gli agricoltori avranno un parere vincolante nel programma delle opere e degli investimenti nella gestione della risorsa idrica assegnata al consorzio per fronteggiare l'emergenza. Noi adesso voltiamo pagina, ci occupiamo della città di Catania. In studio oggi a Telecolor è stato ospite il neo assessore all'ecologia Massimo Pesce. È certamente importante, l'ha detto, il ruolo delle isole ecologiche. Domani ne verrà inaugurata una nuova nel quartiere di Librino e poi certamente il tema che ricorriamo da settimane, quello della pulizia dalla cenere vulcanica appunto nella città di Catania. Abbiamo avuto insomma una data di quello che sarà il completamento dei lavori. Sentiamo uno stralcio dell'appuntamento di oggi. Sulle zone dove c'è qualche criticità ritorneremo per un cosiddetto ripasso. Sì. Ed è vero che i macchinari che sono stati utilizzati sono quelli che solitamente vengono utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Noi confidiamo che entro la prossima settimana di completare totalmente il servizio sia di spazzamento terra, cioè del spazzamento terra sulle strade, che la raccolta dei sacchetti. Il nostro sindaco, che è anche sindaco metropolitano, pensa alla possibilità di acquistare dei macchinari appositi che possono essere utilizzati nel momento in cui avviene appunto questa pioggia di cenere a Catania piuttosto che in un altro comune secondo le necessità. Noi attualmente abbiamo 2 isole ecologiche, una nella zona di Picanello, l'altra nella zona nord di Viale Tirreno. Apriremo domani quella a Librino e a breve, credo a settembre, ne apriremo altre 3. Una nella zona di Rapisardi, una su Borgo Sanzio e una invece a San Giuseppe l'Arena. È una vera e propria emergenza quella di Palermo che riguarda i rifiuti. La città annaspa tra i rifiuti, la RAP non riesce a ripulire la città, dunque scendono in strada direttamente i cittadini muniti di scopa e palette. Il messaggio all'amministrazione è forte e chiaro. Il servizio è di Marco Gullà.
Scopa, paletta è un messaggio inviato all'amministrazione comunale di Palermo: ripulite la città. È l'iniziativa alquanto particolare che il deputato regionale Ismaele Lavardera, assieme ad altri consiglieri comunali, ha inscenato davanti Palazzo delle Aquile, sede del comune del capoluogo. Dobbiamo dare un segnale: questa città è sporca come non mai forse nella storia, ma la cosa incredibile è che questa città ha bisogno di un'amministrazione che continua a dire che fondamentalmente, siccome le cose sono andate sempre così, quasi ci siamo abituati al fatto che questa città è sporca, non possiamo più. Questa ovviamente è una decisione simbolica, con tanto di scopa tra le mani per dire che i palermitani sono stanchi e decidono di scendere in piazza per dire basta. La RAP arranca tra polemiche e mancati accordi, come quello per i doppi turni con i sindacati che hanno detto no allo straordinario. L'unica operazione in grado di consentire una svolta per i sindacati è l'assunzione di autisti e operai, ma ciò non potrà avvenire sin da subito. Ed ecco quindi che l'emergenza è a livelli estremi. Tocca a noi cittadini fare quello che dovrebbero fare loro. Purtroppo ci ritroviamo, sto venendo appena adesso con una ragazza che ha lasciato la Sicilia, Palermo, per 10 anni, è vissuta in Spagna, è tornata e l'ha trovata nel decreto più totale. Un'estate caldissima, con i rifiuti sempre in copertina. E per quanto riguarda la RAP c'è un nuovo appello lanciato dal presidente della RAP, lo ricordiamo, la municipalizzata che gestisce la raccolta dei rifiuti. L'appello è rivolto ancora una volta ai sindacati per tornare al tavolo e fare ripartire i doppi turni dei lavoratori per fare appunto fronte a questa emergenza. È stata una giornata segnata dagli incendi in Sicilia. A Pergusa, nell'Ennese, sono state fatte evacuare alcune abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco, 2 autobotti della Forestale, 3 elicotteri. Un altro incendio è divampato al confine tra Trappeto e Terrasini, in contrada Città del Mare nel Palermitano. Le fiamme anche qui hanno minacciato abitazioni e villette che sono state evacuate. Noi cambiamo decisamente argomento. Un altro magistrato è accusato di favoreggiamento aggravato davanti ai colleghi di Caltanissetta. L'ex sostituto procuratore di Palermo Giuseppe Pignatone oggi si è dichiarato innocente. Lorena Dolci. Un altro magistrato entra in quel groviglio di mafia, favori e coperture di 30 anni fa. È Giuseppe Pignatone, protagonista di tante indagini importanti sul fronte della lotta al clan, già procuratore di Reggio Calabria e di Roma, ora presidente del Tribunale della Città del Vaticano. Sentito oggi a Palazzo di Giustizia di Caltanissetta, Pignatone si è avvalso della facoltà di non rispondere, proclamandosi però innocente rispetto al reato di favoreggiamento aggravato ipotizzato. Il pool coordinato dal procuratore Salvatore De Luca ipotizza che Pignatone, all'epoca sostituto procuratore a Palermo, possa avere avuto un ruolo nell'insabbiamento dell'inchiesta del 92 su mafia e appalti, insieme al procuratore Pietro Giammanco, morto nel 2018, e con l'allora collega Gioacchino Natoli e il capitano, oggi generale, Stefano Screpanti. L'avvocato Fabio Trizzino, marito di Lucia Borsellino, aveva denunciato delle anomalie nell'inchiesta della procura di Palermo, coordinata proprio da Natoli, sui rapporti tra i mafiosi Buscemi e Bonura e il vertice del gruppo imprenditoriale Ferruzzi, brogliacci della Guardia di Finanza scomparsi, bobine delle intercettazioni che avrebbero dovuto essere distrutte. Ora quei nastri di 30 anni fa, recuperati dagli archivi, sono oggetto di un nuovo filone d'indagine riguardante le stragi del 92, perché Paolo Borsellino era interessato a quelle indagini, ha sempre ribadito la famiglia, precisando: l'inchiesta su mafia e appalti nata con il rapporto del Ross potrebbe essere stata il motivo dell'accelerazione delle stragi di Via D'Amelio. L'ex assessore regionale Ruggero Razza è indagato nell'inchiesta sulle nomine all'ASP di Messina. Sentiamo Francesco Triolo. L'ex assessore regionale alla sanità Ruggero Razza finisce nell'indagine sull'attività dell'ASP di Messina e le pressioni politiche. Razza risulta indagato per induzione indebita a dare o promettere utilità per un fatto specifico. La notizia esce fuori dal nuovo atto di conclusione delle indagini preliminari notificato a 5 indagati, firmato dalla PM Roberta Laspema e controfirmato dal procuratore vicario Rosa Raffa. Un atto diverso rispetto a quello notificato dalla procura a gennaio di quest'anno, che invece prevedeva 10 indagati. Per gli altri 5 indagati coinvolti
da gennaio e non ricompresi in questo nuovo atto, si è proceduto allo stralcio, probabilmente per l'archiviazione della posizione. Razza rientrerebbe nella storia di nomine all'ASP che risalgono al 2021. Secondo l'ipotesi di reato avrebbe, abusando della sua qualità di assessore regionale alla sanità, attraverso la nomina di Bernardo Alagna commissario straordinario dell'ASP 5 di Messina, all'epoca direttore generale facente funzioni, indotto quest'ultimo a promettergli indebitamente l'utilità consistente nella nomina di Domenico Sindoni quale direttore sanitario dell'ASP 5. Oltre a Razza sono indagati in questo nuovo atto lo stesso ex commissario dell'ASP Bernardo Alagna per l'ipotesi di corruzione, che si dimise subito dopo la notizia dell'inchiesta, il parlamentare barcellonese di Forza Italia Tommaso Calderone e il suo segretario particolare Alessio Arlotta, i quali in relazione ad Alagna sarebbero, secondo l'accusa, i cosiddetti corruttori. A Palermo, alla ripresa dei lavori dell'ARS, dopo che l'Aula aveva respinto la richiesta delle opposizioni di rimandare il DDL in commissione, il testo sulle ex province è stato affossato. A Sala d'Ercole è infatti stato approvato con voto segreto l'emendamento presentato dalle opposizioni che ha soppresso l'articolo 1 del testo, facendo cadere l'impalcatura dell'intero DDL. E questa mattina nel cimitero monumentale di Catania sono state deposte 2 corone di alloro sulle tombe del commissario Giuseppe Montana e dell'ispettore Giovanni Lizio, in ricordo del sacrificio dei 2 poliziotti uccisi per mano della mafia. Montana fu ucciso il 28 luglio dell'85 a colpi di pistola da un comando mafioso a Palermo. Giovanni Lizio, ispettore capo responsabile della sezione anti-estorsioni della squadra mobile di Catania, fu ucciso la sera del 27 luglio 92 mentre si trovava a bordo della sua auto incolonnato al semaforo di Via Leucatia. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa, torniamo tra poco con notizie che riguardano la bancarotta fraudolenta a Catania di una società di caffè. Siamo tornati in studio a Catania. La Guardia di Finanza appunto di Catania ha seguito il sequestro preventivo del compendio aziendale pari a circa 350.000 euro della Dacri SRL nell'ambito delle indagini sul dissesto appunto della società distribuzione caffè che operava nel settore della lavorazione del caffè, dichiarata fallita dal Tribunale Etneo nel 2022. Indagati a vario titolo per i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, nonché per avere aggravato il dissesto della società in crisi. Salvatore Maria Lorè, di 69 anni, e i suoi 3 figli. In tutto sono appunto 6 le persone indagate. E andiamo avanti con quello che riguarda le scuole paritarie. Le scuole paritarie è stata caccia ai diplomifici delle scuole paritarie siciliane. Infatti sono stati scoperti 40 corsi irregolari su 45 in 20 istituti. La Gilda Insegnanti commenta costretti a convalidare la presenza di alunni mai visti. Il servizio di Giusy Lazzara. Studenti solo sui registri e mai presenti in classe. Lezioni frontali a 4 alunni, anche se poi in 20 si presentavano agli esami finali di maturità. Benvenuti nei diplomifici siciliani delle scuole paritarie. Nella forma tutto in regola. L'agognato pezzo di carta, il diploma, era garantito previo rette salate. I numeri sono desolanti. Su 20 istituti passati al setaccio, scoperti 40 corsi farlocchi su 45. Per 4 di questi è stato già tolto l'accreditamento. Gli ispettori dell'ufficio regionale scolastico, su input dell'assessorato regionale all'istruzione, da mesi si erano messi a caccia di quelle false scuole che prendevano anche contributi statali e comunali. Gli ispettori così ne hanno scoperte 13, tra le più gettonate: il Platone, Pitagora, Newton, Dante Alighieri, Trinacria, Michelangelo, Santa Lucia, Quasimodo, Rita Levi Montalcini, Carducci, Volta, Majorana e Format. Quanto rilevato sembra che sia ancora la punta dell'iceberg. E le irregolarità a noi arrivate, pervenute da tanti colleghi che negli anni ci hanno fatto le segnalazioni, sono diverse e di molto gravi. Obbligatorietà da parte dei docenti, erano costretti sostanzialmente a convalidare le presenze anche a gente che non hanno mai visto.
Le ispezioni non sono terminate, pronte altre 20 revoche e 10 provvedimenti ancora in esame. Ci fermiamo, poi una nutrita pagina di sport che apriremo con la grande soddisfazione di due campionesse olimpiche catanesi. A tra poco. Tornati in studio, catanesi d'oro nella spada, impresa della squadra femminile che è salita sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Parigi. Grandi protagoniste, le due etnee Rossella Fiammingo e Alberta Santuccio. Marco Carli. Le note più belle per un'impresa storica. L'inno di Mameli suggella il trionfo delle spadiste azzurre alle Olimpiadi. Fra loro due catanesi, Alberta Santuccio, autrice della stoccata decisiva in finale con la Francia, e Rossella Fiammingo. Un mese e mezzo fa avevano vinto il titolo europeo e già indicavano l'obiettivo successivo. Siamo numero 1 del ranking e quindi adesso ci prepariamo per la sfida più importante, le Olimpiadi. Siamo riusciti a riconfermarci nuovamente e comunque essere sempre lì. È un'ulteriore conferma della squadra che siamo, del lavoro che abbiamo fatto e di quanto siamo forti. Alberta ha cominciato al Cus Catania per poi andare al Club Scherma Ciriale con il maestro Mimmo Patti. Rossella invece è cresciuta alla Metodos di Sant'Agata Libattiati con le intuizioni di Giovanni Sperlinga. Il mio piano A era fare la ballerina, danza ginnastica ritmica e danza classica. Poi mio padre è arrivato e mi ha portato in palestra di Scherma dove c'era già mio fratello in guardia. Ho provato e mi sono innamorata. Insieme a Giulia Rizzi e Mara Navarria le due etnee conquistano un oro storico, il primo per la spada femminile ai Giochi Olimpici. E allora il giorno dopo è una continua celebrazione sui giornali di settore e non solo ovviamente. Rossella Fiammingo festeggia così sui social con il fidanzato Greg Paltrinieri bronzo quasi in contemporanea negli 800 stile di nuoto. Inoltre vuoi mettere la soddisfazione di un primo posto conquistato con la Francia padrona di casa davanti a 8.000 persone che già intonavano la marsigliese? Non è andata come volevano. Adesso al calcio, tra arrivi e partenze, prende sempre più forma il nuovo Palermo, che potrà contare sull'esperienza del centrocampista francese Blin. Sergio Colosi. In attesa dell'annuncio dell'esterno francese a Pau, il Palermo si concentra sulle cessioni. Accordo raggiunto tra Samuele Damiani e il Pescara, che ha vinto la concorrenza del Foggia. Il centrocampista Alexis Blin è un altro francese fresco di maglia rosanero. Quelli che mi conoscono da Lecce lo sanno bene, non ho mai mollato ogni giorno. Sarà il mio spirito pure qua a Palermo, dove provo di portare uno spirito positivo, con la voglia di fare il massimo per raggiungere gli obiettivi. Il tema delle partenze è di grande attualità anche per Stulac con destinazione reggiana, Saric forse a Pisa e Devetak che piace al club croato del Rijeka. Grandi motivazioni per Blin, già promosso in A con il Lecce. Fabio e Francesco Di Mariano mi hanno scritto quando, pure Di Francesco mi ha scritto quando era quasi ufficiale. Sono dei giocatori forti, ecco perché sono contento di stare qua, perché so che questi giocatori ti possono aiutare a vincere partite. Non vedo l'ora di iniziare. In entrata Palermo vicino all'acquisto della mezzala ventenne Luisa Asa, di proprietà della Juventus Next Gen. Cessioni sul taccuino del direttore sportivo del Catania. Messina invece si va verso una proroga dei termini per la cessione del club. Francesco Triolo. Più che agli arrivi, adesso si guarda alle partenze, a Catania soprattutto, dove occorre sfoltire la rosa a disposizione del Mimmo Toscano. Si complica la cessione di Zanella dal Taranto, visto che il giocatore ha rifiutato la destinazione. Saluta il Catania invece Riccardo Ladinetti, il centrocampista cagliaritano, è stato ceduto a titolo definitivo al Pontedera. I prossimi a partire potrebbero essere il mediano Welbeck e l'attaccante Costantino, entrambi fuori dal progetto tecnico. Intanto dal ritiro di Assisi arriva la brutta notizia dell'infortunio dell'attaccante Filippo D'Andrea, che ha riportato una distrazione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. A Messina oggi la società ha comunicato uno slittamento,
una proroga che il gruppo interessato all'acquisto ha chiesto al club per il passaggio delle quote, una vicenda a cui ormai nessuno crede più, tanto che i tifosi hanno già annunciato che diserteranno il Francoscoglio. Così la società sta lavorando alla costruzione della squadra, adesso in ritiro a Zafferana. Oggi arriverà e si metterà a disposizione di Modica anche l'attaccante Luca Petrungaro, che nell'ultima stagione ha giocato con le maglie di Prosesto e Fermana. E prima dei saluti, un'ultima ora, è ufficiale l'addio al Catania di Nana Welbeck, il centrocampista si trasferisce infatti a titolo definitivo alla Lucchese. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.